Governatore Federica, oggi la presentazione della scuola di formazione politica dedicata a Ettore Romoli, lei ha fatto un passaggio molto apprezzato dalla platea quando ha detto che certi sindaci, certi amministratori lasciano opere pubbliche. Ettore Romoli ha lasciato opere pubbliche ma anche idee, intelligenza, pensiero. Sì, io spero che anche questa scuola politica possa contribuire a non lasciare solo qualcosa per le strade, ma anche qualcosa nelle teste dei cittadini. E l'esempio l'ha dato Ettore con un modo di fare politica che era mirato al bene collettivo, con gli errori che tutti fanno, con il mettersi in discussione quotidiano che un buon politico fa sempre, però anche con e insieme con quella grande capacità di avere l'obiettivo, dove l'obiettivo non era cercare di far fuori l'avversario politico di turno, ma l'obiettivo era cercare di dare risposta alla propria comunità. E su questo ha basato il confronto che ha caratterizzato l'attività politica di Ettore Romoli. Un confronto che oggi è stato testimoniato dalla presenza di molti sindaci d'oltreconfine, dei rappresentanti della comunità slovena, segno di una politica che è riuscita a guardare avanti. È riuscito a guardare avanti con i piedi ben saldi sul passato, quindi una comunità e delle comunità che insistono in questa terra da sempre sono riusciti a trovare un rispetto e una risposta istituzionale doverosa. Ettore è stato capace di questo, che non vuol dire perché era di centrodestra o di centrosinistra, ma perché era Ettore Romoli e aveva lungimiranza e l'ha dimostrato anche in queste scelte.